Bentornati al TG Rabbia, bentornati perché voi altri andate, torniamo, ma intanto stago sempre qua su sto TG marzo, ma colleghiamoci subito con la prima notizia, il primo collegamento in provincia di Treviso. Un datore di lavoro ha licenziato il suo dipendente, pare senza giusta causa, ma vediamo il servizio, dai forza, vediamo. Sì, siamo qua con il bamboccione, il fannullone che gassa a casa il suo parone. Sta buono che stia a parlare mi, che gassa a casa il suo parone, sentiamo cosa che ha da dirne. Cosa dica, il mio parone e tutti qui che pensano di comportarsi così, che mi chiamo i sindacati, non sapevi neanche cosa che muovo mi come in rabbia. I sindacati, andiamo, siamo nel 2022, i sindacati ancora te chiami, mandavi a lavorare per tenere così. Cosa gai me cavei? Sentimo. Se ero il tuo parone te assavo casa con una peada sul sì, e mi chiamo mio cugino che te brucia la macchina. Ma dica che te brucia te, la macchina mia te assistare, l'avevo appena comprata, non mi è nuova, ma te fa il modo di fare i TG, ma guarda, ma ho studiato anni, basta i servizi qua che gente si dà continuamente, dai, finiamo almeno con una bella notizia. Bea se fa per dire a partire che te iscrivi perché mica so qua 25 euro al giorno, signori, 25 euro al giorno, vabbè dai. Comunque leggiamo sta bella notizia, in provincia di Treviso un uomo ha aperto una sala giochi. Sentiamo il servizio, dai forza. Cotiso devo parlare, sì, coti che ti scrivi ste buie qua ti scrivi. Servizio. Sì, sono qua con Claudio, sto titolare della nuova sala giochi. La sala giochi nel 2022, la domanda sorge spontanea. Da dove c'è venuta questa idea? Da tomare. Oh! Lo dici a tomare, tomare che vuoi dai. Allora fa una roba, torniamo in studio, basta perché è un inviato così, ma te pare possibile sti servizi qua, forza, basta, chiudiamo finalmente con ricordando che la giornata mondiale della formica rossa di Sumatra è proprio domani, per cui vogliamo donare 2 euro a questa formica rossa di Sumatra, doniamoli, ma doni ti se ti vuoi 2 euro, perché mi ciapo 25 euro che dà anche 2 euro a formica rossa di Sumatra, tieto mamma e a formica rossa di sua mamma, d'accordo? Vabbè dai, doniamo sti 2 euro che tanto sappiamo dove va a finire sti 2 euro, dove va a finire? In tasca dei ticchi, ladri, siete tutti dei ladri! Alla prossima puntata di TG Rabbia.